Testa coda al generale Gaeta tra Enna e Messana, sono ben 25 punti che distanziano i gialloverdi dai messinesi, reduci da una rivoluzione tecnica che ha portato in panchina Tudisco al posto di Patti. Con l'ausilio del mercato dicembrino arrivi di lusso in casa Messana, Fragapane, Corso, Biondo, Cannavò tra gli altri. Ben più distese le festività in casa Enna, campione d'inverno e primo della classe al Giro di Boa nel girone B d'eccellenza. Si riparte dopo la vittoria contro il Modica, la formazione di mister Giovanni Campanella era stata trascinata dal gol di capitano Cocimano e adesso si ritrova rafforzata con l'innesto dell'ex Sampdoria Marco Rossi. Un'occhiata allora al primo 11 del 2024 con Di Carlo, Santonocito, Rossi, Tosto, Sena, João Pedro, Boscaglia, Sessa, Cocimano, Veneroso e Vitelli. Grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica possiamo partire col film del primo tempo. Passano 7 minuti, Lenna ci prova, calcio di punizione battuto veloce in zona João Pedro, appoggio di testa a Vitelli che entra in area, non trova però la coordinazione, brava la difesa della Messana. Peloritani che al nono provano ad affondare, sventagliata in zona Fragapane, Santonocito va a vuoto, Fragapane mette il pallone in mezzo, si presenta così Marco Rossi, anticipo su Cannavò e pallone allontanato. Dall'altra parte Cocimano prova ad inventare per Vitelli che parte in posizione regolare per tutti, non per l'assistente che ferma il possibile 1-0 giallo-verde, minuto 25. Parabola clamorosa di Sessa in zona Veneroso, si ritrova davanti a Lima, è freddo nel batterlo con questo sinistro che finisce all'angolino basso. Primo gol del nuovo anno firmato Mauro Veneroso in casa Enna. L'ex San Cataldese sblocca il match contro la Messana. Al 34esimo provano a reagire quelli in maglia nera col traversone dopo un calcio d'angolo corto che pesca Soares in mezzo, colpo di testa che però finisce al lato. Lenna si ripresenta in zona offensiva al minuto 33, un pericolo per la porta di Lima perché c'è la sventagliata in zona Veneroso, liberato a destra, prova a convergere sul mancino, riesce a farlo, punta il primo palo, il pallone sbatte sul legno, minuto 38, Lenna spinge, pallone messo all'indietro in zona Boscaglia, l'ex rende, arma il destro, forse deviato, arriva il gol, quello che vale il 2-0, quello che mette in discesa la partita per Lenna dopo la firma di Veneroso. Anche Boscaglia al generale Gaeta, 2-0 sulla Messana per la formazione di mister Giovanni Campanella che guadagna su questo parziale gli spogliatoi. Inizia la ripresa, subito un cambio, minuto 62 entra Cristiano al posto di João Pedro, minuto 67 la Messana prova a non arrendersi, a destra su questa rimessa laterale viene liberato Barbera che trova lo spazio per il cross, carambola impazzita, Cafarella, destro deviato dalla schiena di Tosto e poi c'è il miracolo col mantello di Totò Di Carlo. Vediamo qui la parata da parte dell'estremo difensore dell'Enna che tiene a galla i suoi, calcio d'angolo per la Messana, stavolta Di Carlo esce a vuoto, c'è un contatto tra Cristiano e Isaia in area di rigore per il direttore di gara, si può proseguire, si resta sul 2-0 quando esce Veneroso tra gli applausi, entra Adeyemo, minuto 87, proprio il neoentrato, maglia numero 20 in verticale su Sessa, il cross sul secondo palo dove doveva soltanto spingerla Cristiano, incredibilmente cancella il tris, calcio d'angolo per la Messana in chiusura di partita. Isaia riscodella dentro dove Corso stoppa col petto, mette col destro e trova il gol del 2-1, ma è troppo tardi per la formazione di mister Tudisco che viene superata per 2-0 dalla capolista. Si conferma infatti prima in classifica Lenna che vince 2-1 con le reti di Veneroso e Boscaglia. Amici di Wisport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima.